È la nostra stagione preferita. Perché è la nostra stagione preferita? È primavera, non scherzo, è veramente primavera. Oggi è martedì 21 marzo e questa primavera è iniziata veramente alla grande. Guarda, guarda che bel tempo di merda. Io e Spring stiamo andando dal veterinario e come avete visto l'altra settimana c'è stato qualche problemino alla Spring, quindi dobbiamo fare un bel tagliando. Faranno 2 controlli e speriamo che non sia niente di grave, ovviamente. Prima però di andare dal veterinario le faccio fare comunque una passeggiatina. Siamo qui perché devo fare la parte in esterna del video che trovate qua sopra riguardante la copertina. Vabbè, intanto siamo preoccupati per il veterinario, quindi io adesso inizio a fare il video su questa panchina qua, vedi? Inizio a fare il video e ci vediamo dopo. Ok, vi devo una spiegazione da questo video. Mi sono dimenticato i bocconcini, sì, mi sono dimenticato i bocconcini. Comunque, come ti ho spiegato, spero, perché non ho registrato ancora la voce dall'esterno, però nella voce all'esterno te l'avrò spiegato, devi buttare i bocconcini. Va bene? Dai, ci vediamo dal veterinario. Ed eccoci qui. In realtà sono già tornato dal veterinario, siamo già al pomeriggio, sono già stato da un altro cane. Volevo soltanto aggiungere che la Spring sta bene. Quindi possiamo con felicità passare a... È mercoledì. Anche oggi giornatina stupenda, guarda qua che bel tempo. Bello, no? Primavera, guarda. E siamo venuti a vedere di un cagnolino, cucciolino appena arrivato. Guarda. È giovedì e oggi siamo venuti dove? Venzone. Venzone è un'altra piccola cittadina degli inizi del Novecento vicino a Gemona. Insomma, anche questa è un'antica città e tutta rinchiusa dalle mura che vedi alle mie spalle. Purtroppo è stata colpita dal terremoto avvenuto qua in Friuli nel 76 e questa un po' va a raffigurare la distruzione che c'è stata. Non è stato bello. Dopodiché Venzone è stata totalmente ricostruita. Ok, dove siamo arrivati? Qua. Guarda, guarda. La lasciavo qua adesso. Madonna. Andiamo. Eccoti. Vai con calma, tanto. Dai, dai, dai. Brava. Bene, abbiamo finito questa rapida visita a Venzone, quindi possiamo passare a... È venerdì. Come vedi il tempo è sempre una merda. Non piove, non pioverà, però è tutto velato. Io adesso devo andare da un cane, poi spero di riuscire a fare una bella passeggiatina o qualcosina, vediamo. Però intanto volevo farti vedere questa cosa qui. Questa qui. Cosa c'è in questo pacco? Beh, non te lo dico ancora. Questo qua lo scoprirai la prossima settimana. Nel vlog della prossima settimana penso che si chiamerà similare a quello che c'è in questo pacco qui. Ed è una cosa per me molto 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 importante. Quindi questo lo vedremo prossima settimana. Ovviamente lo sballerò già, non resisto fino alla prossima settimana. Però intanto andiamo... E dopo aver visto Ugo
siamo venuti a fare un bagnetto al fiume. Sarà più in giù. Bene, dopo questa gita al fiume possiamo passare a... Vai. È sabato. Non così, amore. A me? Facciamo, di tu 1, 2, 3 e poi diciamo noi. Vi faccio il segno. Sì. È sabato. Noi siamo qui al Rifugio Solarie. Questo è il monumento di Riccardo Di Giusto, che era il primo caduto della prima guerra mondiale. E oggi andremo sul Kolovrat a visitare le trincee appunto della prima guerra mondiale. Partiamo. Kolovrat, passo Solarie. Il passo, diviso allora punto di collegamento e passaggio, la zona venne abbandonata e come sempre il resto te lo vieni a leggere tu, così ti fai una bella passeggiata. Fa paurella andare fin da giù. No, ma si vede, se man mano che entri si abitua l'occhio. Aspetta, sparisci? Ecco, è sparita. Hai visto? E adesso abbandoniamo l'asfalto e andiamo su di qua. Aia. Di qua. Erika, tu che sei esperta, che fiori sono? I croquets? Fatto sta che con questa bella immagine controsole mentre Enrica ed Erika mi parlano dietro, mi sono ricordato una cosa, che questo è il video appunto della primavera. E oggi finalmente, dall'inizio della primavera, possiamo definirlo veramente un giorno di primavera. È la nostra stagione preferita. Perché è la nostra stagione preferita? Comunque nel frattempo siamo arrivati dove? Guarda qua. Guarda che spettacolo. Prato di crackers. No, non mi sono ancora ribaltato oggi, E qui, se vuoi, puoi farti il timbro, quindi se hai un libricino in cui fai vedere dove sei stato o prendi i timbri per far vedere dove sei stato, qua lo puoi fare. Sì, però qua dice a destra. E noi andiamo a sinistra. Fatto apposta, Ma iniziano appunto le trincee. Secondo me, come sempre, io e te abbiamo sbagliato strada. Abbiamo perso Enrico e la Spring. Più che altro la Spring. Spring! Stiamo andando lassù. Ma guarda che spettacolo. E qui c'è l'altro timbro. Insomma, questo posto è veramente uno spettacolo. Guarda anche qua, vabbè che siamo contro luce, probabilmente non vedrai niente, ma è una cosa incredibile. E anche per questa settimana siamo giunti alla fine del vlog settimanale. Come vedete questo posto è veramente fantastico. Questa era la settimana della spring, quindi della primavera, e questo in realtà è il primo giorno in cui sembra realmente primavera. È anche freschetto, a parte il vento che senti pazzesco che arriva, e quindi non mi sentirei neanche, ma vabbè, non importa, noi registriamo comunque. Se vuoi vedere quello che avrò fatto domani, ti do una piccola anticipazione.
Se vuoi continuare a vedere questa bella passeggiata, che poi non so in realtà se farò, ma vedremo, non ti resta che iscriverti al canale ed accendere la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. In più metti un bel mi piace se ti è piaciuto questo video e condividilo con tutti i tuoi amici o chi vorrebbe visitare anche questo bellissimo Kolovrat. Detto questo, noi ti aspettiamo qua fino alla settimana prossima. Adesso io mi siedo lì vicino ad Erika, ammiriamo questo panorama e ci rivediamo proprio qui la settimana prossima. Quanto dobbiamo aspettare? Una settimana. Dai, è l'arte. Quindi un saluto da Tiz, Spring, Erika e Enrico e ci vediamo qua una settimana dopo. Ciao!